Signori, buongiorno. Buongiorno. Facciamo partire il video da qua. Se vedete le facce sconvolte perché abbiamo fatto una salita del bosco di più o meno sta pendenza. Grazie sì. Luca, grazie, che è qua dietro sempre. a far finta di niente. Si avvia anche questo weekend con Luca e Giada. Dove ci troviamo? Siamo in località Giazzere, quindi Pasubio, ma nel versante che guarda verso Rovereto. Missione di oggi: arrivare al rifugio Lancia con una piccola deviazione che stiamo per fare. Monitoreremo il percorso sempre su Strava, quindi ve lo lasciamo in descrizione. Foliage da paura. Foliage assurdo. Abbiamo dormito proprio qui sotto. Dopo, quando torniamo, vi facciamo vedere dove è uno spiazzo, un'area picnic con stupenda barbecue in mezzo al bosco, quindi notte è passata super divinamente. Vabbè, ci aspettano circa 10-13 km e marciamo. Intanto guardate che panorama da qua. Partiamo a camminare direttamente dai van, nel silenzio che solo la montagna sa regalare al mattino. Poco dopo imbocchiamo il sentiero 101 che da Giazzera porta al rifugio Vincenzo Lancia. Ci immergiamo subito nel bosco, colori folli e un dislivello notevole. Tanto notevole, ma si sa, in compagnia è tutto più bello. Da qua, ragazzi, vedete i van. Eccoli lì. Allora, siamo qui per dirvi ufficialmente che io e Michela siamo in cerca di casa. E l'abbiamo trovata, guardate qua. Che meraviglia. Beh, pace c'è. Dura anche. Perfetto qua. Sì. Un po' scomodo di andare al lavoro. Qui intanto 1625 metri. Proseguiamo a destra verso rifugio Lancia. 40 minuti, ragazzi, via, dai. Pausa acqua. Che figo sto posto qua. Wow. Ragazzi, noi ci proviamo a portarvi a vedere panorami. Ovviamente sapevamo che era nuvoloso, per carità, però vabbè, così. Sta piana qua è stupenda. Adesso siamo quasi all'apice, poi cominceremo a discendere. Rifugio Lancia, mangiamo, beviamo qualcosa e poi completiamo l'anello e vi portiamo a vedere dove abbiamo lasciato i van. Vamos! Parlavamo del panorama, Giada. Ciao, io adoro la nebbia. Cioè, a me fa un effetto. Sì, va anche vedere le montagne, non sarebbe male. Diciamo che se la vecchia una volta ogni 10 uscite, ma no, 9 su 10. Guarda che bei colori, tutto grigio, guarda qua. Ormai sappiamo che è così. Però dai, weekend di Halloween, quindi va bene. E non piove, esatto. Pian piano però la nebbia si alza e dal grigiore precedente ci ritroviamo immersi in colori spettacolari, dal verde alle 1000 sfumature di giallo, uno dei più bei foliage che abbiamo mai visto. Ragazzi, siamo arrivati al rifugio Lancia, guardate che colore che c'è. Mamma mia, bellissimo, eh. E qua, ragazzi, a Lancia c'è anche un bivacco di emergenza, come c'è scritto sulla porta, aperto ovviamente. Andiamo a vederlo. Wow, due letti lì, uno, un altro, due. Vabbè, non fumare, mi raccomando. Qua c'è un po' di cose lasciate, c'è un po' di tutto. La prima volta che vedo un bivacco. Infatti sono curiosa anch'io. Vai, vai. Ragazzi, mi raccomando, lasciare i bivacchi sempre come li trovate, quindi Esatto. puliti. Se usate bombolette che erano presenti nel bivacco, bisogna lasciare il cambio Per il chi arriva prossimo dopo. che arriva.
Quindi mi raccomando, perché adesso con i bivacchi fanno addirittura i festini. Quindi mi raccomando. Ora pappe e dopo continuiamo. Pausetta pranzo fatta, grazie al Rifugio Lancia. E adesso ragazzi un'oretta e mezza Torna Ivan. e via. Yes! Le ragazze bravano birretta. Via, camminiamo, vi facciamo vedere dove abbiamo parcheggiato e dove mangeremo e dormiremo anche stasera. Per il ritorno lasciamo gli stretti sentieri dell'andata per una comoda camminata in discesa nel bosco. Ringraziamo molto Luca e Giada per questa bellissima esperienza. Allora, stiamo tornando verso il camper. Questo è un altro spiazzo enorme, però la strada mi sembra molto stretta, quindi secondo me faremo fatica anche noi ad arrivare qua. Ma se avete un minivan, secondo me ci arrivate senza pensieri. Lì tavole, panche e bracieri, vista da paura, bellissimo. E proprio da qui parte il sentiero che abbiamo usato noi per il ritorno per arrivare su a Rifugio Lancia. Allora la strada è parecchio strettina e in parte sterrata come vedete, quindi dipende con che mezzo venite su. In camper secondo me non ci verrei, col van probabilmente sì. Da qua ragazzi siamo partiti noi stamattina, quindi abbiamo fatto tutto il bosco fino a teoricamente lo spuntone in cima là. Si sale bene, si parte bene, quindi dislivello all'inizio a manetta e poi si svalica dall'altra parte, c'è la piana, Rifugio Lancia e si torna di qua. Spettacolo! Molto bello. Ragazzi arrivati, vedete abbiamo parcheggiato proprio qui, fatto 9 km e mezzo, comunque dai, neanche male, bel giretto. E questa sarà la nostra cena e anche la prossima notte. Che spettacolo! Qui c'è tavolo, adesso ci metteremo a bere una birra, là c'è un barbecue. Vi lasciamo sia qua sia il percorso in descrizione, noi ci apriamo una birra e ci vediamo al prossimo video, stasera grigliata ragazzi. Ciao! A stasera! Ciao!